Con questa ordinanza naturalmente nessuno potrà dalle 8 di sera fino alle 6 del mattino per tutti questi giorni consumare, somministrare e detenere comunque alcol in queste zone. Stop ad alcol, vetro e lattine fino al 18 dicembre nella zona del quartiere di San Liberale compresa tra via e Largo Tre Venezie, piazza Unità d'Italia, via Emilia e via Mantiero. Lo impone un'ordinanza firmata dal sindaco Mario Conte di fronte alla situazione di degrado che si è venuta a creare nell'area. Rifiuti, schiamazzi, avventori in strada col rischio di essere investiti e altro ancora. In molte zone infatti del quartiere di San Liberale, proprio in queste aree, sono state trovate aree degradate sotto l'aspetto igienico-sanitario, in quanto molte persone purtroppo hanno la brutta abitudine di lasciare i propri bisogni fisiologici creando situazioni sicuramente molto delicate e molto critiche sotto l'aspetto sanitario. Da qui la decisione di imporre lo stop alla somministrazione di alcol per oltre 3 settimane. Si tratta di un'ordinanza completamente nuova per la città di Treviso, in quanto fino ad oggi, negli ultimi 3 anni, il sindaco aveva emesso ordinanze nei confronti di singoli locali. In questo caso il sindaco ha deciso di estendere questi divieti in un'area molto più ampia. Anche questa mattina, ad esempio, sono state ritrovate in questa zona bottiglie e lattine. Chi violerà le nuove disposizioni rischierà non solo pesanti sanzioni, ma anche la denuncia.